da Bertolini e Figli. Quali tipologie avete? Perché io sono immersa, ci sono ceste di tutti i tipi, insomma abbiamo le stecche, abbiamo le tortine, abbiamo i bocconcini, cioè raccontaceli. Sì, allora abbiamo le stecche da grandi da 190 grammi oppure le stecche più piccoline da 90 grammi. Il prodotto è sempre lo stesso, cambia in forma e in peso, ma il prodotto non si differenzia, ecco. Magari facciamo una piccola variante, abbiamo l'integrale che la mandorla viene tostata con la buccia, quindi risulta di colorazione leggermente più scura e come gusto è molto simile a quello classico, insomma, ecco. Vedo però che ci sono anche il nocciolato, nel senso, quindi abbiamo il mandorlato fatto con le nocciole, c'è quello ricoperto addirittura con la crema di pistacchio, con il cioccolato fondente. Qual è quello che va per la maggiore? Allora, diciamo che quello tradizionale è quello che va per la maggiore, poi abbiamo fatto la variante ricoperta cioccolato fondente, ricoperta con il pistacchio. Dal 1840, Michela, una tradizione qui nella città. Sì, siamo la sesta generazione con le mie figlie, quindi una grande soddisfazione come famiglia e come azienda. Senti, io ho iniziato proprio questo discorso, questa diretta con eccellenza, perché voi il mese scorso, neanche un mese, qualche settimana avete ricevuto un premio importante per il riconoscimento della cucina veneta come eccellenza di prodotto, quindi del mandorlato. Sì, siamo stati selezionati e invitati a Verona a ritirare questa targa come eccellenza veneta, che per noi è stata una soddisfazione immensa. Il mandorlato non è poi un prodotto che viene consumato solo qui in Veneto. Dove esportate? Beh, noi esportiamo un po' ovunque, in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, abbiamo fatto qualcosina nelle Filippine, Giappone, a New York, Hong Kong. Insomma, dai, siamo molto soddisfatti. E siamo nell'azienda San Marco a raccontarci qualcosa della giornata di oggi e dei prodotti in assaggio anche, vero Sofia? Esattamente, ci sono molti assaggini, quindi venite pure ad assaggiare prima di comprare. Allora andiamo a vedere, qui c'è il mandorlato classico, quindi abbiamo le stecche classiche, abbiamo anche quelle ricoperte con il cioccolato fondente, c'è la classica tortina, ma ci sono anche le latte. Esattamente, allora novità di quest'anno sono le latte, al cui interno si può trovare appunto la tortina e appunto la confezione in latta, oltre a appunto tutte le stecche di diverse grammature, diverse peso, le stecche ricoperte di cioccolato, abbiamo anche il morbido e i torroncini, che appunto sono i nostri mandorelli ricoperti di cioccolato, assortiti diversi gusti. Quando parlavi dei torroncini ti brillavano gli occhi, quindi credo che andrò con l'assaggio dei torroncini e al prossimo appuntamento vi dico com'è andata, che sicuramente sarà un successo. Sabrina, che fa parte insomma della famiglia dei produttori del mandorlato Marani. Sabrina, a che generazione siete arrivati? Siamo arrivati alla quinta generazione. Caspita, e tutti innamorati del mandorlato? Sì, è un prodotto tipico di Bologna Veneta e ha una storia dietro molto bella e particolare. Allora, raccontaci quali sono le novità di quest'anno. Allora, le novità di quest'anno sono precisamente dei cioccolatini con del mandorlato all'interno, ai vari gusti. Poi io vedo che ci sono comunque tantissimi formati, dai torroncini, il tartufo, le stecche. Sì, abbiamo tanti formati e sono principalmente anche presi dai formati che c'erano in antichità.
qual è il prodotto che ti piace di più e quello che piace di più ai vostri clienti? La scatola è in latta perché riprende appunto la prima scatola che conteneva il mandorlato ed è molto bella anche da esporre oltre che da comprare. Ora andiamo nello stand del Colognese. Sono con Sara, la titolare, una ragazza giovanissima. Sara, voi insomma di tradizione, di che generazione sei per la produzione del mandorlato? Allora, per la produzione del mandorlato, quindi con Garzotto, siamo alla 6ª generazione. Da qualche anno abbiamo avviato anche il Colognese, quindi un nuovo marchio, un nuovo prodotto destinato alla grande distribuzione. Cosa si differenzia l'uno dall'altro? Allora, il Colognese come prodotto è diverso perché abbiamo poco impasto, tante mandorle e quindi è un prodotto molto friabile. E che novità abbiamo quest'anno per il Colognese? Allora, abbiamo un torroncino morbido ricoperto a 5 gusti come novità. 5 gusti? Diciamoli tutti perché ora li voglio sapere. Aspetta, mo qua che mi metto perché... No, Sara, adesso li dobbiamo contare. 5 gusti, vai, andiamoci. Allora, fondente, sì, latte, limone, sì, arancio e caffè. Le novità esclusive di quest'anno. Delle novità golosissime. Come tutti i prodotti della pasticceria Bisognine, se no non ci chiameremo Bisognine. Allora, Perché ne abbiamo bisogno? sì, ne abbiamo bisogno perché in un momento come quello attuale farci delle coccole, noi essendo piccoli, il cliente fargli vivere delle emozioni è fondamentale. E allora facci vivere queste emozioni, Giorgio. Cos'hai in mano? In mano ho una novità che è la tortina mandorlato col cioccolato. Eccolo, aspetta, io voglio descriverla bene a coloro che ci stanno ascoltando, perché questa torta, cioè, è proprio nell'impasto il cacao e il cioccolato, certo, non è ricoperta, quindi invece di essere bianca è proprio color cioccolato. È un componente del mandorlato. La nostra Margherita Bisognini quest'anno si è sbizzarrita, ha fatto la spalmabile sia al nocciolato che ho in mano e di dietro abbiamo anche quella col mandorlato. Zucca mandorlato dorato. Allora, Dici. Margherita, che gli piace la zucca, ha cercato di fare qualcosa con la zucca e ho ottenuto questo prodotto particolare che si chiama Malfatti, che ha la zucca e il mandorlato. Anche questo assaggiato è una delizia. Siete tantissimi, questa è una grande soddisfazione per noi amministratori, per tutti i volontari che si danno da fare per organizzare una festa di questa taratura. Credetemi, non è semplice, però ogni sacrificio dopo viene ripagato da una presenza così fitta e importante. 50 anni, TRV è sempre presente a tutte le nostre feste e diremo che anche con noi continueremo. Grazie mille, grazie. Grazie Francesca. Ivana, due vieni. parole, l'ho intervistata prima, però due, Eccola qua. dai. È un onore avervi qua, ci siete in tutte le nostre manifestazioni. Questa è stata, quando avete detto Ivana ci ospiti per 50 anni, ho detto sì, è stato un onore, un orgoglio per noi. Ecco, buona festa, speriamo di trovarci ancora per quanti anni? Sì, 50, tra troppi. 50? Ecco, io mi aggiungo a Francesca, sono contentissima del successo di questa manifestazione. Domani si replica ancora, se volete vi aspettiamo con tanti eventi anche domani. Ma 50 anni fa, quando questa, diciamo, emittente radiofonica è nata, non eri sola, perché Teleradio Veneta è nata grazie al direttore Riccardo. Dove sta Riccardo? Eccolo qui, una grande famiglia che ha deciso un po' per gioco, perché la sua passione era quella di creare i ripetitori, ha smontato una radiolina, ci ha raccontato per capire l'ho rotta tutta. che da dove venisse fuori la musica che stava all'interno della radiolina. La radiolina, sì. E adesso quella radiolina ha 50 anni di storia, Riccardo, È un cresciuta. applauso! Assieme a te, dicevamo, una grande famiglia, una famiglia fatta di tantissimi artisti che in questi 50 anni si sono susseguiti. Alcuni sono ancora qui con noi, altri sono arrivati da poco, me compresa, Daniele direttamente da Fano. Insomma, adesso magari Chetti mi aiuti a ricordarli tutti, Vieni Daniele, vieni. Che devo dire, una bella festa, mi hanno accolto come se fossi un re. Che devo dire, ragazzi? Più di così, non è facile arrivare a 50 anni. Adesso lo dico a tutti,
Fra 50 anni vi vogliamo rivedere tutti. Non sgranate gli occhi. Ancora qui. Fra 50 anni vi vogliamo. Io ci sarò perché. Pure no, io. non lo so, ci saremo tutti. Ci saremo tutti. Ci saremo tutti. Auguri! Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso quest'anno e in onore appunto della scuola dell'infanzia del Carlo Steb e Nido Integrato di Cologna Veneta. Abbiamo realizzato, in realtà i papà dei nostri bambini dell'asilo hanno realizzato queste casette interamente fatte a mano. I soldi verranno devoluti alla scuola, ma per fare delle attività extrascolastiche date appunto all'asilo, così i genitori non devono ulteriormente tirar fuori altri soldi oltre la retta mensile che hanno. Quindi viene fatto alla fine per i nostri figli, per i nostri bambini.